Noi eravamo qui seduti con la mia famiglia che dovevamo mangiare, ci avevano appena portato le pizze, avevamo il cancello aperto ovviamente, il cane era qui vicino a me, seduto, tranquillo, e all'improvviso l'abbiamo sentito urlare perché è arrivato il lupo, l'ha preso per il collo e se l'è portato via. Pochi istanti e la cena in famiglia sotto il portico di casa si trasforma in un incubo. Il lupo, entrato senza che nessuno se ne accorgesse, azzanna il cagnolino Alvin e lo porta via tra i latrati disperati. Il figlio maggiore cerca di inseguire il lupo, ma poi la famiglia, spaventatissima, si chiude in casa pensando che ormai non ci sia più nulla da fare per il cane, che invece poco dopo ricompare ferito alla porta e viene accolto in casa. Intanto il lupo si riaffaccia sul giardino. Abbiamo chiuso tutto, abbiamo portato via anche il mangiare pensando che ci potesse riprendere, e invece è rimasto fuori, ha fatto il giro, ha guardato, poi è andato via. Però andando via si è portato via un gatto perché non mi è più tornato a casa e l'abbiamo comunque sentito piangere. L'ennesima apparizione del lupo, non si sa se sia sempre lo stesso o un nuovo esemplare più aggressivo di quello zoppo segnalato da settimane, è ancora sulle grave del Piave, a Spresiano, sulla strada dei Murazzi, una via in mezzo alla campagna particolarmente amata da chi va a passeggiare o fare jogging nella natura. Dopo l'aggressione, i proprietari hanno chiamato i carabinieri del centro di recupero provinciale per segnalare l'accaduto. Il cagnolino, medicato dal veterinario, ora sta meglio, resta però la paura. Ma dopo, a sangue freddo, pensandoci, se qui ci fosse stato un bambino piccolo, il lupo non lo vedeva, lo portava via, aspettiamo cosa? Adesso stiamo iniziando veramente ad aver paura. Io ho 2 figli e hanno preso tanta paura.